Yes, weekend! Siamo a venerdì, siamo nel fine settimana di Io Compro Siciliano. Benvenuti, bentornati, amici di Io Compro Siciliano, amici di Pomeriggio Special. Ciao da Cristina Ruffino. Abbiamo mezz'ora anche oggi da trascorrere insieme per il nostro classico incontro. Oggi con i viaggi di Io Compro Siciliano, ma attenzione perché poi vi diremo delle cose alla fine del nostro appuntamento. Intanto saluto e ringrazio tantissimo Paolo che ci assiste sempre dalla regia, la nostra Marzia che si è occupata anche in questo caso della redazione, e non posso non ospitare e proprio prelevare dal backstage subito la mia compagna di viaggio, la splendida Céline Alcalà, che è già pronta insieme a me anche oggi. Ciao tesoro, come stai? Ciao Cristina, ciao a tutti, sto benissimo, sempre un piacere questo venerdì sera in compagnia tua, in compagnia di tutti i siciliani e altri che ci guardano. È vero, è sempre un piacere anche per me vederti così allegra, così sorridente, così solare, quindi te lo dico sinceramente, siamo partiti con le sviolinate, già va bene. Allora, oggi il nostro appuntamento pullulerà di ospiti, quindi io andrei subito senza perdere tempo a presentare il primo ospite di oggi, che è Martín Guevara Duarte, scrittore di libri, racconti, articoli, riflessioni, nato in Argentina, ha viaggiato tanto e vissuto in diversi paesi, tra cui Cuba, e ora vive in Spagna. Diplomatosi presso l'Accademia di Belle Arti José Joaquín Tellada, tra poco mi bacchetterà, e anche pittore e disegnatore. Nipote, figlio del fratello minore del celeberrimo rivoluzionario argentino Ernesto Che Guevara, di cui racconta che praticamente avrebbe voluto visitare la nostra bellissima isola. Martín Guevara Duarte, benvenuto a Pomeriggio Special. Oh, tante grazie, un saludo per tutti voi e per tutti l'assistenza. Sì, esattamente, un'amiga mia che vivió in Cuba, io non parlo bene italiano, capisco tutto, ma non Ok. parlo, non scrivo. Se qualcuna cosa tu non capisci, prego, dimmi e io la ripeto, o un amico Sì. Non preocuparte, Martín, no cabemos todos, todos. Bueno. Brava Entonces, Cristina. una amiga mía de Vitoria, che abita in Centroamerica e abitò a Cuba più di 10 anni, mi ha detto 4 anni fa, Martín, tu che viaggia tanto per l'Italia, perché todavía no ha viaggiato alla Sicilia? Y yo dije, no sé por qué. Entonces me puso en contacto con Gaetano Melfi y Pepe Di Caro, due che hanno imprendido una impressionante tarea, un impressionante lavoro, che è un percorso, poi va a parlare di questo, la trasversale Sicula, e fui invitato a camminare come camminatore. Io non sono un buon camminatore, ma fui invitato a fare questa esperienza da Mossia, e dal primo giorno già me enamoré della Sicilia. Il primo giorno è il primo vero, quando provai l'arancino, pum, e nell'aeroporto. Già che dici arancino sei avanti, bravo Martín. Arancino o arancina? Sei Arancino. Noi siamo neutro, noi stranieri, Martin, abbiamo diritto di dire come ci piace a noi. L'importante è mangiarlo questo arancino. È vero. Mangiarlo. E a Catania tutta la pasta norma, tutto questo de Bellini. Y me quedé impresionado per 3 cose. Prima, io habité a Cuba, que es una isla, y tiene muchas similitudes con Sicilia, aunque una sea Latinoamérica y otra Europa, ma tiene muchas similitudes. Sole, la gente parlando così alto, no? Sorriso,
e anche non solo sorriso, sino tutto. Luego la historia, impressionante. I greci, i romani, arabi, siculi, secani, tutti insieme in questa isola, tutto insieme come un cocktail. Bravo, un cocktail, Sì. bravo. Y poi il paesaggio, la bellezza naturale, l'agua del mare. Io non fui hasta il centro della isola, perché io ho fatto 5 o 6 tappe, è ritornato alla Spagna e è ritornato alla ultima 2 tappe, desde Ok. il castello Ragusa a Stolito. Ma sé che è bellissima la isola, nel mezzo della isola, ¿me entiendes? El medio, en Sì, el Sì, parte sì, sì. centrale della isola. Y Siracusa, altra città, altra area che non conosco. Ma anduve molto por Sicilia. He quedado enamorado de su gente, de su historia, de sus paisajes y de quello che io parlava con Celine che afuera de la Italia tutti noi tenemos una immagine romantica della mafia, molto romantica. Ma io conosci a la nipota de Pepino Impastato, la casa della memoria de Pepino e Felicia, a Cinisi, me quedé anche innamorato di tutta questa storia, della verità, della realtà della storia siciliana. Bueno, questo è È il bueno, vero, è guarda che vero. lo interrompemos Scusami. un attimo, Celine, lo interrompemos un attimo, Martin, perché visto che lui è arrivato in Sicilia e ha conosciuto la Sicilia grazie all'antica trasversale sicula, noi abbiamo il rappresentante dell'antica trasversale sicula che è Peppe De Caro. Intanto vediamo di che cosa stiamo parlando. Queste sono le foto di questa trasversale di cui tra poco ci parlerà Peppe De Caro, che e qui con noi ospite di Pomeriggio Special, una bella sorpresa per Martin. Peppe De Caro, Buon benvenuto. pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti. Ciao Martin, ciao Celine, ciao Cristina. Ciao. Sì, intanto grazie. Non ci siamo inventati nulla, abbiamo semplicemente raccolto il lavoro, l'enorme lavoro fatto da Biagio Pace e l'abbiamo fatto, sì, per la prima volta io, Gaetano Melfi e Claudio Loforte, percorso per la prima volta, ma diciamo questo è un cammino che esce fuori certamente dal lavoro di tantissimi amici che si sentono come noi trasversali e stanno lavorando a questo progetto che ci auguriamo a breve di poter portare a termine. Sì, Per scusami noi... Peppe, faccio un'intrusione per poter un po' ricapitolare anche per il nostro pubblico. Questa puntata è proprio bellissima, ci tenevo tanto perché appunto, come ha detto Martin, si è innamorato della Sicilia per tutte le ragioni che ha citato, ma anche perché ha avuto questa occasione di camminare, di attraversare e di... Sì, ci sentiamo Martin. E quindi di camminare proprio, di vivere nel concreto la storia della Sicilia e tutto quello che implica. Questo grazie al progetto di Peppe De Caro e altre persone che sono con lui, e vorrei citare anche Gaetano Melfi, che io che vivo vicino a loro, che tutto prende inizio qui a Camarina, fino a, come avete visto, a Mozia, ho avuto pure io questa fortuna di poter camminare con loro e concordo, raggiungo quello che ha detto Martina, questo cammino sulla storia che diventa proprio camminare dentro questo cocktail, rintracciare tutto, imparare tantissimo e scoprire proprio l'anima della Sicilia. Intanto abbiamo perso Martin. Adesso rientra Martina, andiamo a vedere qualche foto, la foto appunto che avevamo visto prima di questa bella camminata
Allora, Martin intanto è tornato, andiamo a vedere la foto che ci spiegherà Peppe. Allora, partiamo da Camarine, esatto? Partiamo da Camarino, da Monza cambia poco, anche se negli ultimi anni abbiamo per scelta deciso di partire sempre da Monza per raggiungere la nostra terra che è Camarina. Cambia davvero poco, si può fare da ambo le parti, quindi cambia poco. A breve, addirittura ad aprile, un camminatore percorrerà appunto l'intero tracciato di 650 km proprio da Camarina in direzione Monza, quindi ognuno può essere libero di scegliere da dove partire. Bello, Ah, bello. bellissimo. Quindi Questo- all'esplorazione di posti nuovi, di culture diverse, anche perché comunque in Sicilia diciamo che ci sono, in base a dove ti trovi, a dove vai, ci sono insomma sicuramente delle culture un po' Non sono io differenti. che l'ho detto, ma ovviamente la Sicilia è un piccolo continente, quindi all'interno troviamo davvero di tutto, dal mare alla montagna, i paesaggi cambiano quasi ad ogni passo, quindi quello che noi vogliamo raccontare è appunto che questa Sicilia è una terra di cui è giusto innamorarsi. Lo facciamo innanzitutto cercando di stimolare chi in questi luoghi li vive, perché fondamentalmente prima a dover amare e rispettare questa terra dobbiamo essere noi siciliani. L'obiettivo finale sarà quello di far innamorare i tanti amici che siamo certi arriveranno in Sicilia per percorrerla. Ma come si fa a partecipare a questa bella camminata? Allora, intanto ci vogliono 44 giorni di cammino, noi partiamo il 4 ottobre per il cammino internazionale che è una sorta di promozione del cammino stesso. Ovviamente l'obiettivo sarà quello di far percorrere la trasversale a chiunque voglia, mi auguro già entro quest'anno con segnaletica, luoghi dove dormire e sostare in tutta sicurezza. Ci stiamo lavorando, ripeto, proprio per questo io mi sento l'ultimo chiodo del carretto, quindi l'obiettivo lo si raggiungerà tutti assieme e anche voi in questo momento, Celine, Cristina e Martin, mi state dando un enorme contributo alla trasversale sicura, quindi da solo non si va da nessuna parte, quindi solo insieme stiamo cercando di raggiungere questo obiettivo e adesso usciremo con un docufilm, ci auguriamo entro ottobre per l'inaugurazione del cammino. Stiamo cercando di fare un lavoro a 360 gradi per concedere questa bontà delle strade siciliane ai tanti camminatori. Esatto, a proposito Sì. del docufilm ne parliamo tra poco perché c'è anche una cosa molto importante da ricordare, ma intanto andiamo a vedere il video di questa trasversale. Si parte da Trapani. Poi ci addentriamo nella Valle del Belice. Fino ad arrivare nel Palermitano dove cambia. E adesso entriamo in provincia di Enna e ci immergiamo nelle città del tardo barocco siciliano. Il traguardo non è l'obiettivo finale, il bello è proprio il viaggio. Meraviglioso, è stupendo, guardate che panorama. Un'emozione non si racconta, l'emozione si deve vivere. Perché deve finire questa meraviglia? No, continuiamo ancora, facciamo un altro cammino, ripartiamo insieme. Well, today I think I don't want it to end. I want it to go on for many, many more days and weeks. Che meraviglia, sono senza parole. Hai visto, Cristina, cioè, non è solo un cammino il suo, come l'ha detto anche Martin. Guarda, siamo qua noi due stranieri e già ci siamo innamorati di questo cammino, quindi immagini se un siciliano va a raggiungere
come ha detto Peppe, si parte per promesse, ma anche se non c'è il tempo, si possono raggiungere in una città e ripartire. C'è l'importante è condividere momenti, condividere storia e condividere cultura. E come l'ha detto Peppe, è importantissimo il contributo intanto dei siciliani stessi, importantissimo il contributo anche, penso io, mi faccio portavoce, dei stranieri, per dimostrare quanto vale, quanto merita questa Sicilia bella che abbiamo e che dobbiamo portare avanti. E ringrazio moltissimo Peppe e tutti quelli che lo sostengono, che l'accompagnano ogni giorno, che combattono contro tutte le difficoltà amministrative, tutte le difficoltà budgetali, per poter, ma tutti i giorni non si fermano mai, è un appassionato. E secondo me questi piccoli angeli di una terra devono essere aiutati. Anche con poco, anche con un passaparola o con venire qua e farvi aiutare voi stessi per prendere un po' d'aria e di piacere. Quindi Peppe, ti lascio dire poi come suppongo che c'è la pagina Facebook e tutte cose per ritrovarti. Assolutamente, potete seguire la pagina Trasversale Sicola su Facebook, ma anche su Instagram, su YouTube, sui principali social network. Dicevo del docufilm, proprio perché noi da soli non andiamo da nessuna parte, e devo dire che stiamo realizzando questo docufilm grazie all'amore per la Trasversale Sicola che ha rapito Francesco Bocchieri e la moglie Luana Di Punta di Terra Ebea Produzioni Video, che ha cambiato con noi tutti 44 giorni nel 2019 e ha filmato queste bellissime immagini che racconteranno nel docufilm, e ci auguriamo di far innamorare i tanti amici che lo vedranno liberamente, perché sarà un docufilm aperto a tutti, liberissimo. Ok. Stiamo quasi raggiungendo l'obiettivo, si potrà aiutare con piccole donazioni, anche davvero piccolissime donazioni, su Produzione dal Basso, ma i link li trovate direttamente sulle nostre pagine social. Ormai mancano davvero pochi giorni, neanche una decina di giorni, alla fine della raccolta crowdfunding. Stiamo raccogliendo e realizzando questo docufilm con davvero pochi soldi, e davvero l'amore che stanno mettendo questi ragazzi, che poi lascerà fuori il lavoro che sarà. Esatto, io volevo chiederti proprio questo, Peppe, ma mi hai anticipato. Allora, ultima domanda, quando la prossima trasversale? Se tutto va bene, nel senso dipenderà dal coronavirus che al momento non ci lascia, però ci auguriamo per il 4 ottobre, come ogni anno, per il giorno di San Francesco d'Assisi, riprenderemo il cammino da Mozia in direzione Camarina. Chi vorrà Perfetto. potrà unirsi liberamente. Salutiamo gli amici che ci ascoltano, Francesca, Bertino e tanti amici che ci stanno seguendo sui social. Infatti Francesca scrive: ciao Peppe, insomma buona trasversale a tutti. Grazie Peppe De Caro per essere stato con noi. Trasversale Grazie. Sicola, cercatela sui social, mi raccomando, contribuiamo alla raccolta fondi per la realizzazione di questo bel documentario che è stato realizzato veramente con pochissimo, quindi una mano ciascuno. Grazie Peppe. Un saluto a tutti Peppe. e un abbraccio forte a Martin. Grazie Pepe. Una cosa che voglio dire di Pepe, quello anno che io ho camminato, Pepe è un grande camminatore, ma quello anno Pepe era il guidatore, il pilota del furgone, perché tutti i camminatori portavano un zaino, i zaini piccolo per l'acqua e per il panino, e il zaino grosso Pepe portavano da una tappa all'altra, e tutto il lavoro di parlare con come si chiama, l'alcalde di cada città per il pranzo, per un lavoratore nato, una grande persona. Una cosa bellissima del cammino che non parliamo adesso è che anche non solo è vedere bellezza, tutto bello, tu también ves indietro di te. Quando tu camminas 10 kilómetros, 12 kilómetros, il pensamiento, el alma asciende. Y tu finisce il cammino tanto migliore persone che come tu l'ha iniziato. E che io penso. È vero, È vero davvero. Allora, Céline, c'è un messaggio quello è per me. Certo, allora,
è scritto in francese, quindi buonasera a tutti. Sono particolarmente felice di vedere il signore Peppe, perché, caro signore, tutto quello che fate mi tocca tantissimo, mi emoziona. Se possiamo aiutare a realizzare le vostre bellissime trasversali che state scoprendo, sarebbe un onore per noi. Grazie a voi, grazie a Céline che mi parla spesso di voi, bravi per la vostra bella anima. Ecco. È vero. Merci. Merci Marie-Fleur. Allora, di condividere una camminata. Dai, facciamo una bella camminata tutti quanti insieme. Grazie Quattro Peppe, ore. grazie mille. Grazie Grazie a voi. Peppe De Ciao Caro. Peppe, ciao. Grazie. Ciao. Ciao Martin. E tornemos da Martin Guevara Come? Duarte. Allora Martin, io non parlo spagnolo. Sì, ma Inventos, capito? Itagnolo, Italiano, bellissimo. Bueno, Italiano bueno. è quello che parlo io oggi, perché guarda che lo sai Cristina ormai, mio papà è spagnolo, però io è da un po' che non parlo spagnolo. Ho cercato di parlare proprio spagnolo con Martina, ci siamo messi da ridere perché appunto a lui venivano parole italiane, a me c'era un mix di francese, spagnolo, italiano, ma siamo riusciti a capirci lo stesso. È vero. Martin, tra l'altro, allora, tu sei nipote di Ernesto, il mitico Che Guevara, no? Ok, e quindi il sogno di tuo zio era proprio quello di venire qui in Sicilia, ma al posto suo ci sei venuto tu, tra l'altro. sì. E quindi è stata una bella esperienza. Allora, abbiamo delle cose da scoprire su Martin, però, no, Céline? Sì, perché ha girato moltissimo, ma da un po' si è fermato in Spagna, a León, Lione si potrebbe tradurre. Vai Martin, ti lascio raccontare un po' la città in cui vivi. Bueno, la città de León è bellissima, è piccola, è una città piccola, ma tanto elegante, bonita. Fue fundada por los romanos, por una legión romana, la Legión Séptima Gémina. El nombre del león no viene del animal, viene de la parola legió, legió. Se fue transformando y quedó león. Ma oggi tutto il mondo ha un simbolo della città León con il felino, leone. Sì. Fue en el século I prima di Cristo, fue una città de soldati, tutti soldati, non fu una città di borghesi, de villa, de villas, de gente de buen vivir, perché vicino di León era una mina de oro tanto grande che i romani esplotavano. Poi nel secolo noveno, ¿se entiende? 9. Sì, 9. Los asturianos vinieron y echaron a los árabes, a los moriscos, y empezó el reino de León. Entonces quindi hay murallas de romanos, murallas árabes y murallas de medievales. Hay una cattedrale medieval con un importantissimo vitraux dal secolo X fino al XX. Bellissimo. Cioè, tutto il vetralo è fatto in tutti questi secoli hanno fatto questo vitrale. Algunos séculos se han perdido perché guerra e tutto questo. Certo. È una cattedrale puramente dell'estilo francese gótico, ma con unos vitrales importantísimos, preciosos, y con una arquitectura del románico, que el románico tuvo una fuerte presencia en España. Es una arquitectura, para mí es muy bonita, es pequeña, piccola, para las iglesias, para la chiesa, es muy bonita porque da una mejor sensación de religiosidad. La cattedrale da sensaciones de poder.
Sì. Questa chiesa dà sensazione veramente di religiosità, no? Nel buio, nella ombra, l'odore, tutto questo, la umidità. È bellissimo, è una chiesa che si chiama San Isidoro e tiene unos frescos importanti. Allora, aspetta Martina, per dare un'idea al nostro pubblico, Cristina, se sei d'accordo, mandiamo il Sì. video così ci vediamo un po' meglio di che cosa ci parla. Vai Sono d'accordo. Paolo! Beh, sicuramente questa è una bella carrellata di foto, belle foto emozionanti che ci hanno, insomma, bene o male fatto capire quello di cui stavamo parlando ancora meglio. Abbiamo un paio di messaggi da leggere, vediamo chi passa da queste parti oggi. Buonasera, scrive Giacomo Barresi. Ciao Cristina, buon pomeriggio a tutti, Dio compro siciliano. Andrea Geriri, il nostro chef, ospite qualche settimana fa. Ciao Cristina e Celine, sempre un piacere. Ciao Salvo Buffieri. Poi complimenti bellissime come sempre, buona serata, ciao. Ciao Matteo, ciao. Grandi ospiti come sempre, è vero, siamo d'accordo. Poi arancino o arancina basta che si mangia, è vero, basta che si mangia, basta. C'è qualcuno che dice arancina, arancino, però tra Catania e Palermo non litighiamo. Buonasera Cristina Ruffini e Celine, hola Martin Guevara Duarte, sempre in cammino, Francesca Bertino. Questo video ci mostra di quante belle cose ci sono in Sicilia che vogliamo visitare tutto l'anno perché non c'è solo il mare, è vero Luca, non abbiamo solo il mare, abbiamo tantissima arte, tanto altro. Buonasera carissimi, un saluto speciale ai vostri grandi ospiti, camminare spediti verso la meta per raggiungere sempre nuovi traguardi di vita. Marzia Monreale, pienamente d'accordo. Inventos muy bien, Cristina, lo so muy bien, Andrea Geriri, io invento magnificamente. Allora, Celine, questo è per te. Magnifiche fotografie, ho avuto la fortuna di partire fino in sud di Spagna, da dove è originario suo marito, che è appunto il mio papà. Una bella avventura. Grazie signore Guevara, capisco che abbia scelto questo paese, la Spagna. A proposito, queste foto sono assolutamente belle, scrive Luca. Luca, conosce anche lo spagnolo? Allora, habemos 2 minutos. No, lo que quería voleva dire di abitare in una città piccola adesso con questo internet che siamo comunicato con tutto il mondo, io con Argentina, con Cuba, era muy bonito, un scherzo, questa foto del leone con la nieve y la música cubana, Sì. el caldo del Caribe. A veces pienso en eso, pienso en questo. He morato in tanto sitio, tanto lugar, perché io abitavo a Madrid, nella grande città, ma tutto il tempo con la macchina, e qui di qua per scrivere è buonissimo. Poi, a proposito di scrittura, io volevo dire che tu hai scritto questo libro che è Alla sombra di un mito, all'ombra di un mito, nel 2013, in cui proprio racconti l'esperienza cubana, no? E tra l'altro racconti anche il rapporto con la figura e l'eredità dello zio. Esatto. Sì. He scritto anche
Triangolo Guevara, e adesso io sto scrivendo un libro di 3 anni che siamo in Cuba da 1073, da 1073 fino al 1076, en un hotel que era emblemático, el Hotel Habana Libre, que había sido Hilton, y tenía tanto exiliati di tutto il mondo, guerrilleros, revolucionarios, anche degli Stati Uniti, Black Panthers, e io sto raccontando tutta questa, tutti insieme, tutti noi, bambini, así, jugando y questa esperienza, ¿no? Tanto interesante. Bueno, eso es que yo sto Bueno. E allora Martina, guarda, sai, io scrivo ancora un libro, non l'ho fatto, ma dobbiamo organizzarci e scrivere qualcosa della Sicilia, ci piacerebbe? Sì. E allora Veramente, vengo a trovarci in Spagna. aspettiamo che questo Covid se vaya, che la vaccina funzioni, e poi io voy a volare a Sicilia e a ver si nos encontramos e parliamo di tutto questo. Sì, Ma ti dai, aspettiamo. perché se sto Covid passa, speriamo, a ottobre siamo tutti quanti per la caminadas, per la trasversale, ci incontriamo tutti quanti, facciamo questi 40-44 giorni di camminata, dai. Va bene? Totalmente. Bellissima Totalmente. idea. Bellissima idea. Ok, grazie Martin per essere stato con noi, siamo arrivati al termine. Grazie a tutto il mondo, grazie a lei, grazie a tutto il mondo. Grazie a te Martin, veramente è stato un onore averti con noi, grazie mille. L'onore è mio. Hasta la vista? Si dice Hasta la vista. Ciao Cristina, ciao Celine. Ciao Martin. Martin. Ciao. Ciao. Allora, Céline, mi sa che noi dobbiamo dare una notizia a questo punto. Sì. Allora, sì. dobbiamo dare una notizia, però non è niente di catastrofico, perché siccome stiamo rivoluzionando una serie di cose, ci stiamo facendo belli, eccetera, eccetera, questa è stata l'ultima puntata del venerdì di Viaggi di Io Compro Siciliano, poi lunedì faremo l'ultima puntata della Cucina dei Ricordi e poi Pomeriggio Special si fermerà per qualche settimana perché ci sono veramente un sacco di novità. Tra l'altro la prima novità è che giovedì partirà un nuovo appuntamento, perché non avete visto questo giovedì Vincenzo Canzone con Sicily On Air, ma lo vedrete giovedì in una veste totalmente nuova, con tantissime sorprese. Non posso dir nulla, però vabbè, diciamo solo questo. Céline, tu sei stata una compagna di viaggio per me straordinaria. Al di là di tutto, quando ripartiremo io ti rincontrerò, però prendiamo queste 3 settimane così di pausa e poi tanto noi ci sentiamo al telefono, mica ti mollo. Sì, Cristina, ma figurati. Avremo tante cose da fare, è stato veramente una bella esperienza da condividere con te tutti questi viaggi con la tua compagnia, è stato bellissimo, gli ospiti sono stati fantastici e ovviamente come hai detto tu è solo un au revoir. Esatto, e non riguarda perché ci saranno delle novità, noi dietro le quinte comunque continueremo a lavorare, quindi state particolarmente attenti perché si torna. Céline, un bacio grande. Ciao a tutti, ciao Cristina. No, oggi voglio chiudere con te Céline, non voglio chiudere Ok, chiudiamo insieme, okay, bella idea. Allora, buon fine settimana da parte mia di Céline, che noi torneremo presto, molto presto, ma ci dovete seguire. Céline, lunedì io faccio l'ultima puntata, quindi tu seguimi, ci sarai, esatto? Ma certo, io non manco mai, Mariano. Muy bien, buon fine settimana a tutti, noi ci vediamo lunedì per l'ultima puntata, buon weekend. Grazie Paolo Gatto e grazie poi alla nostra magica ragazza della redazione che è Marzia Moreale. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, goodbye, bye bye. Grazie Andrea Geriri, ci vediamo lunedì però, è l'ultima puntata. See you soon. Bye bye. Ciao.